un clima di estrema collaborazione, dove la comunicazione tra le parti l'ho trovata estremamente rispettosa e volenterosa nell'affrontare questo problema. È chiaro che salute, ambiente ed economia devono andare di pari passo. Queste le prime impressioni della rappresentante delle mamme No FAS, invitate ufficialmente per la prima volta al tavolo tecnico del Ministero dell'Ambiente per discutere delle misure urgenti per la riduzione dell'inquinamento da FAS. Un tavolo virtuale in tempo di Covid, con l'Istituto Superiore di Sanità, Federchimica e i presidenti di commissione di Camera e Senato. Se da una parte l'Europa ha approvato norme molto generose sui limiti per le acque potabili, è solo attraverso una versione più restrittiva a livello nazionale che è possibile arrivare a limitare la presenza degli inquinanti. L'obiettivo zero FAS fissato dalla Regione Veneto sembra difficile vederlo ora esteso a livello nazionale. La bozza di legge proposta dal Ministero non ci tutela nella maniera più assoluta perché è carente e mancante sotto tanti aspetti. Per esempio manca una sommatoria per tutta la famiglia dei FAS. Dovremmo imporre alle aziende che quando immettono nel mercato una nuova molecola sia accompagnata da una strumentazione atta a ricercarla nelle acque e nell'ambiente. Inoltre non si parla di sistemi per evitare che le aziende inquinino, per esempio il circuito chiuso. Insomma, c'è tanto da fare, c'è tanto da lavorare.